Ai piedi della Valle di Marano si trova la Pieve di San Floriano, una chiesa di cui si ha la prima testimonianza scritta in un documento del 905 d.C. Posizionata nel cuore della Valpolicella, la Pieve estendeva la propria giurisdizione sui territori attualmente delimitati dai comuni di Marano, di San Pietro in Cariano, di Pescantina e della zona meridionale di Fumane, vale a dire su tutta la Valpolicella centrale. La costruzione sembrerebbe risalire al XII secolo. L'aspetto attuale è però il frutto di numerosi restauri e rifacimenti attestati in più episodi dal 1434 al 1743. Nel XX secolo invece sono stati eseguiti dei lavori mirati a recuperare per quanto possibile le parti originarie della costruzione. Tuttavia ancora oggi è ben riconoscibile l'anima romanica della Pieve, a cominciare dalla facciata interamente costruita in tufo e tripartita da due lesene triangolari. Tale divisione indica l'analoga organizzazione dello spazio interno della chiesa. A coronare la parte centrale e le due laterali vi sono degli archetti rampanti e una cornice a denti di sega. Lo stesso motivo decorativo si trova nella parte alta dell'elegante protiro, posto sopra la porta d'ingresso, delimitata da stipiti e trave in marmo rosa. Il rosone centrale e le due finestre laterali sono successive all'edificazione della Pieve. A lato della chiesa si erige il possente campanile, a base quadrata e dalla tessitura muraria composita. Il basamento è infatti in pietra, la parte mediana è in file alternate di conci di tufo e cotto, mentre termina con porzioni di mattoni, tufo e ancora mattoni. In cima alla torre campanaria vi sono 4 bifore disposte su 4 lati. All'interno vi sono 3 navate divise da 2 file in cui si alternano pilastri e colonne. La navata centrale è coperta da una volta a botte e le 2 laterali da volte a crociera. Probabilmente nella costruzione romanica vi erano 3 absidi a chiudere lo spazio nella zona del presbiterio. Oggi possiamo vedere solamente quella centrale, dietro l'altare, realizzata durante un rifacimento. Anche le finestrature, ricavate con delle vele che scavano la volta a botte della navata centrale, sono postume alla costruzione della Pieve. Sia all'interno della chiesa che all'esterno, sotto al portico del chiostro, si sono conservati affreschi e decorazioni che fanno immaginare tutto il complesso in origine riccamente decorato. Un altro aspetto interessante e tipico dell'architettura romanica è l'utilizzo di frammenti preesistenti in altre architetture, probabilmente edifici romani o longobardi del luogo. I pezzi di reimpiego vengono frequentemente posizionati nella tessitura muraria rovesciati. Questa operazione è stata interpretata come la volontà di privare del significato originale tali reperti e allo stesso tempo affermare come il tempo a cui risalgono sia passato.